Buongiorno e benvenuti in diretta su scaritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dal 1° ottobre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 12:15. 15 minuti in cui facciamo degli approfondimenti e degli aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro. Come sempre la puntata sarà divisa in 3 parti, una prima parte dedicata alle notizie dell'ultima ora, una seconda parte dedicata alle domande e risposte che giungono sul nostro portale espertolavoro.com e infine una terza parte con i contenuti, gli approfondimenti contenuti nel nostro magazine laborability.com. Passiamo ora alla prima parte dedicata alle novità dell'ultima ora. La puntata di oggi riguarderà esclusivamente le 3 ordinanze che sono state emesse dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno introdotto delle misure più restrittive rispetto alla disciplina generale della zona di appartenenza, che per il momento è ancora quella gialla. Le ordinanze hanno tutte un contenuto analogo, praticamente hanno un testo identico e tutte e 3 entreranno in vigore dalle ore 24 di oggi. Ma vediamo in sintesi quali sono gli aspetti più importanti di questa ordinanza. Mascherine sempre obbligatorie e se si abbassa distanza di 1 metro. È obbligatorio l'utilizzo della mascherina ogni volta che si esce dalla propria abitazione. Fanno eccezione solamente i bambini con età inferiore ai 6 anni, coloro che fanno attività sportiva e i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. È poi stato previsto che se si sta mangiando, bevendo o fumando, le persone devono comunque osservare 1 metro di distanza non indossando la mascherina. Attività sportiva nei parchi solo per residenti, divieto di camminare in centro se non si abita in centro. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria o passeggiate nelle aree verdi, negli spazi pubblici, in zone rurali e in zone periferiche. In questo caso bisogna sempre osservare una distanza di 2 metri se si pratica attività sportiva o di 1 metro nel caso di attività motoria. In centro, nei centri storici, nelle strade, nelle piazze non è consentito svolgere attività motoria, passeggiate o attività sportiva tranne che per i residenti in queste zone. Accesso agli esercizi di vendita, nuove regole. L'accesso agli esercizi di vendita è consentito ad un solo membro per nucleo familiare, tranne che nei casi ovviamente di soggetti non autosufficienti o di minori di anni 14. Per quanto riguarda poi gli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, è fatta la raccomandazione di dedicare ai soggetti over 65 un accesso riservato, privilegiato per le prime 2 ore di apertura. Sospese le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, per le scuole elementari e medie sono sospesi i seguenti corsi: i corsi di educazione fisica, i corsi di canto e le lezioni di strumenti a fiato. Al bar si sta seduti dopo le 15 e non si mangia per strada. È stato previsto che dalle ore 15 e fino all'orario di chiusura dell'esercizio, che ci ricordiamo sono le ore 18, la somministrazione di alimenti e bevande è ammessa esclusivamente da seduti all'interno o all'esterno, comunque da seduti e su posti regolarmente collocati. Rimane fermo il divieto di consumo di bevande e cibo in suolo o area pubblica. Nei giorni prefestivi e festivi limitazioni per il commercio. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un unico esercizio sia con più esercizi, compresi gli stessi centri commerciali, saranno chiusi al pubblico, tranne le note attività di vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Invece nei giorni festivi è vietata ogni tipo di vendita, anche
in negozi di quartieri, in negozi di vicinato, ferme restando le esclusioni già dette di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Passiamo ora alla seconda parte dedicata alle domande e risposte che giungono sul nostro portale espertolavoro.com. La prima domanda: quanti sono i giorni di congedo straordinario al 50% e fino a quando se ne può usufruire? Risposta: la durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento dell'ASL e l'arco temporale di riferimento va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Vediamo ora la seconda domanda. Un positivo asintomatico che non presenta il certificato medico può lavorare in smart working? Vediamo la risposta. Sì, è possibile per il lavoratore continuare a svolgere l'attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità da remoto, sulla base di un accordo con il proprio datore di lavoro anche nei periodi di quarantena o isolamento fiduciario, in quanto in assenza di certificazione medica la malattia non è conclamata. Vediamo ora l'ultima domanda. I 10 giorni di isolamento partono dal giorno del tampone o dal giorno in cui si riceve l'esito del tampone? Vediamo la risposta. Le indicazioni della durata e del termine dell'isolamento sono disposte dall'ASL e di norma si ha quarantena dall'effettuazione del tampone e l'isolamento disposto a posteriore è decorrente dall'effettuazione del tampone. Se avete altri dubbi, altre curiosità o altre domande, vi aspettiamo sul nostro portale espertolavoro.com per ricevere qualsiasi tipo di risposta e di chiarimento. Passiamo ora alla terza parte dedicata agli approfondimenti del nostro magazine laborability.com. Il primo articolo che vi segnaliamo è un contributo di Gianluca Spolverato, l'importanza dello studio per costruirsi il proprio futuro professionale. Una serie di riflessioni sull'importanza del rapporto che deve intercorrere tra il mondo della scuola, tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Non vi voglio svelare i contenuti di questo articolo, vi invito ad andarli a leggere sul nostro portale perché si tratta davvero di spunti e contributi interessanti.